Una persona solare, estremamente buona. Gli amici del bar hanno ancora negli occhi le immagini della partenza del gruppo di motociclisti moglianesi dal piazzale del distributore Esso lungo il Terraglio. Eccoli nel video, salutano e partono per quella che doveva essere una tranquilla gita in moto nelle prealpi bellunesi. Da quella gita Luciano Aramini, 55 anni, non è più tornato, è morto sabato pomeriggio dopo essere uscito di strada ad Anzù, alle porte di Feltre. Ferita gravemente la compagna, 50 anni, ora ricoverata all'ospedale Cafoncello. Una famiglia, quella di Luciano, già duramente colpita dalla morte 6 anni fa della moglie. Ora i 2 figli della coppia, 17 e 20 anni, hanno perso anche il papà. Avevano già perso la mamma un po' di anni fa per un brutto male, quindi questa tragedia sicuramente incide molto sui ragazzi. Siamo qui appunto per dare una mano per quello che possiamo, tutti gli amici del bar saranno presenti. E così è partita una gara di solidarietà tra gli amici per cercare di aiutare i figli di Luciano ad affrontare la vita dopo questa seconda tragedia. Abbiamo pensato di fare una raccolta, quello che uno può, e vorremmo aiutare un po' i ragazzi per quello che possiamo, insomma, sia moralmente che anche un po' economicamente. Una persona amata, gioviale e solare, impegnata in tante attività sportive e sociali, Luciano Aramini era molto noto a Mogliano ed anche la società di karate di cui faceva parte sta pensando a fare qualcosa per non lasciare soli i suoi figli. Noi facciamo questo, poi tutto quello che arriva, se qualcuno ha qualche idea migliore che ci dia una mano, perché questi ragazzi hanno bisogno di aiuto.